vero, siamo su Pro Cycling Manager, fioi. Abbiamo la Headland GP, fioi. Brando Lindbacka, fioi. Ok. Siamo qua a fare questa corsa. Questa tipica corsa comundiana. Eccola qua. Comunque in collina. Te la godi. Qua in Norvegia. Niente, questa l'avevo fatta la richiesta, ma in attesa di conferma, niente da fare. No, non me l'ha data probabilmente, sicuramente. E niente fioi. Siamo a 72 adesso di abilità. Vediamo un attimo. Oddio, 4 modifiche dove? Ok. Però ormai... Ah no, fioi. Questo è un piccolo fail comediano, vabbè. No, cosa sto combinando? Il come si sta rincoglionendo. Veniamo da un grande giro della Toscana. Che me la voglio godere sul secondo posto. Ecco, 72 montagne, 70 km. Stiamo salendo, stiamo salendo. Colline abbiamo 68, non male. Siamo ancora signor nessuno, ma in questa gara possiamo fare un buon risultato. E voglio assolutamente centrare la prima vittoria in carriera. Ok, elimina e elimina. Andiamo, fiori. Ok, ragazzi, mancano 40 km, siamo nella salita più dura. No, in realtà non è proprio la più dura, ma quasi, insomma, la più dura è proprio quella finale. Siamo con il gruppo, con il peloton. La fuga della mattina è a 2 minuti e 51. Indietro ci sono altri stronzoni. Però il Kuma, insomma, per il momento è fiero e meraviglioso. Sta sgambettando alla grande, questo gigante di 1,92 m che vuole diventare il nuovo Eddie Merckx. Non tanto nel vincere anche le classiche, ma voglio vincere tutti i giri, voglio fare il trouble. In un anno li voglio vincere tutti e tre, ci provo, voglio provarci, almeno un anno ci voglio provare. Anche se sarà un'impresa abbastanza impossibile. Comunque gara tranquillissima finora, qua scatta Seldzyerth. Il gruppo procede spedito. Noi abbiamo 0 come forma, non è il massimo. Ora qua è il Malucelli. Più 5 Malucelli, però è una pippa. Il povero Malucelli. Non è che è un po' più veloci. Non è ancora il momento, diciamo. Ce la dobbiamo giocare bene. Dopo il secondo posto nel Giro della Toscana, è veramente un'impresa titanica, perché ho scattato quei chilometri prima che mi hanno permesso di arrivare quasi alla vittoria. Peccato. Ok, ormai ci siamo, ragazzi. 19 km. Sì, porco, sì. Siamo stanchini però, siamo stanchini. C'ho l'attacco in arrivo in salita, quindi l'attacco lo fai qua e poi tinti in discesa per poi fare l'ultima parte in salita, non lo so. È da valutare, ragazzi, è da valutare perché è un arrivo in salita tosto. E siamo un arrivo quasi più di montagna che di collina, quindi possiamo far bene in realtà. 72 non è male come parametro di montagna. Anche in collina abbiamo ancora 68. Arrivo in volata. E non è detto. Mamma mia, pendenze del 10.4. Pendenze grosse. Però il Kume tiene ancora bene. Il Kume tiene ancora. Questo è distrutto invece. Questo è finito. Questo porco ha forato. Siamo nel gruppo 2. Comunque siamo nel gruppo 2. Ce ne stiamo... sì, siamo nel gruppo che conta, ragazzi. E godo. Il Kume sta tenendo abbastanza bene. Però è ancora presto. Comunque il gruppo 2 ha 1 minuto e 13 sul peloton, fioi. Il Kume sgambetta, ragazzi. Il Kume sgambetta. Gli allenamenti stanno andando bene, fioi. E godo. Il Kume sgambetta. Quando il Kume sgambetta io mi gaso. 11 km, ragazzi. Bisogna capire che fare. Se scattare prima... Te la giochi proprio qua, te la giochi. In questo punto qua, o scattare prima qua, in discesa, e poi tentare la scalata solitaria o aspettare. Vediamo.
Mancano 9 km, signori. 9 km. Attenzione, qualcuno sta provando. Vediamo i parametri di questi. Sono tutti forti. Mancebo è molto forte. È bravo sia in collina che in montagna. Chiaramente per i standard di queste categorie. Ecco. Dai, Kume ragiona. Il Kume deve ragionare. Faccio un po' più lunghe chiaramente perché col fatto che non siamo ancora nei grandi giri. Attenzione, scatta il porco. Scatta questo. Qualcuno prova a scattare, io aspetto. Il Kume aspetta, il Kume aspetta. Il Kume aspetta, il Kume vuole tentare l'impresa, vuole tentare la salita. Ho deciso, basta. Come siamo? Cominciamo ad avvicinarci. Dai, avviciniamoci. Dai, Kumendone. Gel. Adesso serve, Kume. Adesso, Kume. Adesso devi tirare fuori i coglioni. Il Kume deve scattare adesso. Il Kume deve scattare adesso. Vai, vecchio Kume. Dai, vecchio cuore. Non ce la fa. Non ce la fa il povero Kume. Sono ancora pendenze alte. Più che altre collina questa, più che montagna. Niente da fare, Forse era meglio scattare un po' prima. Vabbè. Però mi piazzo bene, dai che forse mi riesco a piazzare decentemente. Vince Diniz. Dai, almeno tra i primi 10, almeno tra i primi 10. Yes! Nono posto, va bene. Dai, poteva andare peggio. Ragazzi, eccoci qua, siamo al trofeo Alcide De Gasperi, Bassano del Grappa Povo, e il Giro d'Italia l'ha vinto Vincenzone Nibali. Ha vinto un altro Giro d'Italia, secondo Ricci Porte, e niente, quindi l'Italia domina ancora nel Giro, grande Nibali. Noi siamo qua, riunione informativa, siamo leader, siamo i leader della squadra per questa gara, quindi si aspettano grandi cose da me, speriamo di non deluderli. 69 di media. Come parametri sono rimasto uguale, non sono migliorato e niente, andiamo, l'obiettivo spero sarebbe bello, una top 5. Ok raga, allora siamo a 27 km dall'arrivo e abbiamo adesso una salita bella e impegnativa. Questo percorso, siamo a casa nostra, siamo in Veneto, non possiamo fallire. Abbiamo 0 di forma, non siamo proprio al top. Mi fanno fare poche gare purtroppo, quello è il discorso. Adesso se tira Ruffoni, tira. Grazie Ruffoni. Io sono il leader, devo inventarmi qualcosa. Allora, abbiamo... Ok, sì, 40 secondi, siamo ancora tutti là. Siamo ancora tutti là, possiamo anche andare un po' più veloci. Qua proveranno tutti ad andare avanti, ma io non battagli, Ma... Voglio risparmiarmi, fioi, perché comunque c'è una discesa, adesso in discesa possiamo tornare tutti. Vediamo. Hanno un buon vantaggio, Vediamo un attimo, bisogna osare anche. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in discesa. Vai Kume. Il Kume ci prova. Il Kume tira adesso. Niente. No, non mi sentivo in grande forma, purtroppo. Vai. Ho sprecato energie per niente, sta gara è andata, purtroppo. Male. Trofeo Alcide De Gasperi è andato veramente di merda. Però comunque non c'è, dovevo tirare per forza, ma avevo perso il treno, c'è poco da fare. Qua abbiamo un minuto dal gruppo 2. Nel gruppo 1 è Oscar Gatto, va a vincere Gatto secondo me. Ha tutte le possibilità di vincere il buon Gatto. Niente, non siamo ancora pronti. Poi vabbè, c'è Oscar Gatto, comunque sicuramente è uno un po' più forte di noi, vabbè, pazienza. Va a vincere Gatto, tranquillo. Bravo Oscar, bravetto Oscar. Noi chiudiamo non benissimo.
Pazienza, poteva andare decisamente meglio. Dopo 2 belle gare arriva una gara un po' sottotono, ma l'avevo vista subito che non eravamo in forma. Ho perso tanto nella prima parte, ero già stanco. Non va bene, Cuba, non va bene. Vediamo come abbiamo finito, vediamo la squadra cosa ha fatto. Ottavi. Come siamo arrivati? 25esimi, 25esimi. Poteva andare peggio. Adesso, programma, cosa c'è? Abbiamo il 14. Gara austriaca così, mamma mia, su un percorso, ma sono quelle gare che ma dovrò inventarmi qualcosa. Vabbè, ci spariamo anche questa e poi ci facciamo i campionati italiani nel prossimo video. Siamo nella gara austriaca prima dei campionati italiani e siamo vicini all'ultima salita di questo percorso di una sì, come si dice, di una gara, onestamente, proprio che serve per fare esperienza, robe così. Niente di esaltante, insomma. Niente di esaltante. Comunque ho visto che in realtà il mio calendario è molto fitto alla fine, con tutte le classiche, con delle classiche alla fine, quindi adesso valuto bene perché ho parecchie gare importanti, a mio parere, a fine stagione. Il Come non ce la fa proprio. Dai Come, non fare il crazy. Non fare il crazy Kuma. Se ne stanno andando questi. Se ne stanno andando sti figli della mignotta. Però li stiamo prendendo. In realtà forse... Vediamo. Il Kuma è dietro. Il Kuma è dietro. Che cazzo faccio adesso? Perché in accelerazione straperdo. Stai calmo, siamo tutti là comunque. Saremo sì, 13 sono a 40 secondi, ma li prendiamo. Li prendiamo i mignottoni, li prendiamo. Possiamo seguirlo il porco. Seguiamo Reda. Ok. Qua è un altro dei nostri. Vediamo se il Kuma è distrutto. Il Kuma è distrutto. Proviamo a seguire il nostro compagno, vediamo. Buono. Siamo tutti là, perfetto. E adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Mancano 5 km e 8. Allora, non facciamo cagate. Adesso il Kuma deve andare. La provo adesso, prova a fregarli adesso, è l'unica carta che mi rimane. Prova a fregarli adesso. Vediamo cosa combina il Kuma. Manca un chilometro. No, forse dormono. Forse dormono. E arriva la prima vittoria. E arriva la prima vittoria del Kuma. Yes! Sì, cazzo. Non ha vinto Valverde, ma va bene. Grande vittoria. Oh yes. Come li ho fregati. Come li ho fregati tutti là incastrati e tac. Grandissimo Kuma. Che sono gare anche semplici, nel senso con gente scarsa, però è qua che ti costruisci la carriera. E arriva la prima vittoria per Veneziano. Eccolo qua. E voglio il baciotto. Oh, dai. Se ne festeggiare qua. Oh, yes. Grazie, amore. Globale a squadre, il team idea domina. Il Kuma è il vincitore.
Grandissima vittoria, pesantissima, signori. Pesantissima questa vittoria. Ok, vedi, mi hanno dato 30 punti, mi hanno dato, insomma, non sono neanche troppi in realtà. Mm, Belle, hai appena fatto un passo avanti nella storia della tua squadra. Le gare di categoria 2 sono disponibili. Cazzo, bene, bene, bene. Molto bene, molto bene. Posso iscrivermi ad altre gare. Ciao. Perfetto, dati ciclista. Ok. Risultati. E arriva la winner. È arrivata la vittoria. È arrivata la vittoria. All'International Rifle qualcosa. Ma ci sono nell'Albo d'Oro o non esiste l'Albo d'Oro di sta merda di gara? È 2015, veneziano. Ok, godo. Adesso voglio vedere però anche le classifiche. Continental. Siamo 43esimi, molto bene, bravo vecchio, bravo. E anche le vittorie, me la voglio godere, la mia first vittoria. Proprio in inglese, purissimo. Yes. Oh, Chris Froome, ho le stesse vittorie di Chris Froome, rispetto. Vediamo come sta andando il Tour de France. Comincia, no, ancora no. Vabbè, niente, raga. Un saluto al commendatore veneziano. Grandissima vittoria, veramente non me l'aspettavo. Ho beffato tutti partendo prima in volata. È andata bene, insomma, diciamo che sono anche avversari scarsi, quindi un po' più semplice. Sicuramente se c'era Cavendish o Greipel o quelli là non sarebbe stato così semplice, però è una soddisfazione. Adesso possiamo anche vedere un po' il calendario e vedere se possiamo andare in qualche gara un po' più succulenta. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao!